Bene, iniziamo. Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Oggi parliamo di Risorgimento. Devo dire che la generazione precedente alla mia, il mio papà e la mia mamma, sono cresciuti a Pane e Risorgimento. Dalla mia generazione in poi il Risorgimento sembra dimenticato. Non so se dietro ci sia una scelta politica o una scelta didattica. Parliamo di di un trend che si è sviluppato ben prima delle vocazioni indipendentistiche di certe regioni d'Italia e conseguentemente della poca attenzione all'unità d'Italia. Forse è un periodo che è troppo vicino al Novecento, didatticamente si vuole arrivare fino alla fine, si corre alla fine dell'anno, questo ecco non lo so, non ho delle competenze didattiche per poter dire questo. Sta di fatto che il Risorgimento è un periodo un po' negletto ed è stato un periodo fondamentale. Basterebbe dire che è stata fatta l'Italia, ma sembra una frase un po' retorica, ma in realtà è stato popolato di una miriade di persone, dalle storie incredibili, giovani ardimentosi che si buttavano nella lotta, che avevano quest'ideale dell'Italia, quando l'Italia non c'era. Io mi sono sempre chiesta, e lo chiederò agli storici di oggi, perché noi oggi abbiamo un'idea dell'Italia, ma queste persone che idea dell'Italia avevano in un territorio tutto frammentato in stati diversi? Cioè bisognava avere una visione politica, anche utopica, grandiosa, per poter ragionare di Italia, per poter parlare di Italia, per poter fare l'Italia e dare anche la propria vita per l'Italia, come è stato per i due fratelli di cui parliamo oggi, i fratelli Bandiera, e abbiamo voluto, e ringrazio sia Alberto Tosofei sia Santo Gioffre che abbiamo qui vicino, abbiamo voluto unire la vita e la morte di questi due giovani. Venezia, diciamo, uno è nato a Spalato, ma occasionalmente perché il papà era là, ma insomma due veneziani che hanno trovato la morte in Calabria andando a lottare proprio in quel territorio, e Santo Gioffre, scrittore calabrese, è anche componente del circolo Tommaso Cornerio di Cosenza. Doveva esserci oggi il presidente, credo, ma non ha potuto venire, e quindi abbiamo voluto unire la vita e la morte di questi due eroi, e vogliamo anche che l'Italia sia sempre unita, da Venezia a Cosenza, e non dimenticando tra l'altro che il nostro istituto è stato, diciamo, è stato parte attiva nel Risorgimento veneziano, perché noi lo diciamo sempre, sembra un vuoto refrain, ma insomma per me è sempre un'emozione. In quella sala lì, chiamata Sala Tommaseo, Manin e Tommaseo hanno fatto i discorsi che hanno poi portato alla loro incarcerazione, e da qui si può dire che è partita la Repubblica veneziana. Quindi anche le nostre, come dire, aule sono diventate protagoniste di questa grande pagina. E quindi ringrazio Alberto Tosofei, ringrazio Santo Gioffre, e poi invito tutti ad andare a vedere quella piccola bacheca dove il nostro socio Alberto ha esposto alcuni oggetti molto molto significativi di cui magari poi ci parlerà. Quindi grazie, buon ascolto a tutti. Adesso anch'io ascolto la storia dei nostri due valorosi. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti, grazie, sono estremamente contento per essere qui a Venezia, che ho frequentato nei periodi in cui conoscevo il professore Vittore Branca, quando studiavo il mondo bizantino e soprattutto collegato con Boccaccio. Vi ringrazio, doveva essere qui il presidente del circolo, purtroppo per impegni e per estremamente dovute a questioni di salute non è potuto raggiungere Venezia ad accompagnarmi, per cui vi leggo brevemente che cos'è il circolo Tommaso Cornelio, che attività svolge e perché questo incontro. Io porgo i saluti alla presidente di questo magnifico luogo culturale che ha una storia antica, la dottoressa Antonella Magaraggia e al professor Alberto Tosofei. Il circolo Cornelio è come in Calabria, come il Calebrì della favola africana, la foresta brucia, tutti gli animali, leoni in testa, scappano via per mettersi in salvo, allorquando in controtendenza si vede un colibrì che con una goccia d'acqua nel becco vola verso le fiamme e lascia cadere su di essa la goccia d'acqua. È un povero illuso, ma il colibrì, rivolto a tutti gli animali che lo prendevano in giro, disse: questo potevo fare e spero il colibrì che anche altri lo facciano. Ecco, di fronte all'indifferenza e all'apatia verso il bene comune che segnano i tempi che viviamo in Calabria in modo particolare, il circolo Tommaso Cornelio ha pensato che potesse essere utile fare un'iniziativa di questo genere, grazie anche all'Ateneo Veneto e quello che voi rappresentate, e lo fa attraverso la lettura dei libri, la lettura del territorio, la lettura e i segni del tempo, e per favorire l'approfondimento dei 14 temi di studio di cui il circolo si interessa. Il circolo è dotato di una biblioteca di 5.000 volumi che mette a disposizione dei lettori in maniera gratuita. Chi era Tommaso Cornelio? In estrema sintesi, Tommaso Cornelio, nato a Rovito nel 1614, è morto a Napoli nel 1684, è stato un medico, matematico e un filosofo, un genio calabrese negletto, ma uno dei maggiori protagonisti, se non il maggiore, della rivoluzione scientifica del Seicento nel Regno di Napoli. Non solo a Napoli, dove si laureò e insegnò all'università sia matematica che medicina, e visse gran parte della sua vita, ma anche a Roma, Firenze, Bologna e in altre città, anche europee. Cornelio intrecciò rapporti personali e professionali con i maggiori esponenti della nascente cultura scientifica, in particolare in Italia con Marco Aurelio Severino, Michelangelo Ricci, Evangelista Torricelli e Bonaventura Cavalieri, in Francia poi e anche in Inghilterra. Merita poi di essere ricordata la corrispondenza durata diversi anni tra Cornelio e la Royal Society, che per il nostro rappresentò un importante stimolo a proseguire gli studi avviati. La Calabria è da sempre al centro del Mediterraneo. Ora, purtroppo, il Mediterraneo non è più al centro del mondo. Vorremmo aiutare la Calabria ad uscire dalla marginalità attuale, non con la costruzione di grandi ponti, al contrario, con piccoli ponti, in Italia, in Europa, nei paesi del Mediterraneo, per ridurre il deficit di amicizia sociale che stiamo cercando di fare oggi con voi. Io spero anche a nome del circolo che questa collaborazione che abbiamo intrapreso possa iniziare, possa continuare anche con altre iniziative che siano sempre legate alle questioni che ci interessa di più, che è appunto il Risorgimento, che, come diceva la dottoressa, sempre che sia scomparso dagli scenari, anche dalle scuole, a studiarlo come l'abbiamo studiato noi, e che ha significato molto in un'epoca in cui ormai l'Italia è divisa, è ritornata ad essere divisa in tanti staterelli. Grazie ancora. Allora, comincio dalla fine, in tutti i sensi. Intanto va bene coi ringraziamenti alla Presidente Antonella Magaraggia, che una volta di più, come dire, ha reso questo luogo cuore e fulcro di qualcosa di importante. E io ringrazio gli amici del circolo Tommaso Cornelio,
che intanto insomma Santo Geoffrey è salito dalla Calabria, già questo insomma lo rende un eroe ai miei occhi, ma al di là di questo oggi esploriamo questo rapporto stranissimo in qualche modo, no, tra Venezia e la Calabria, che passa attraverso i fratelli Bandiera e Domenico Moro. E poi vi ho trovato una chicchetta che alla fine del mio intervento vi rivendo. È un momento stranissimo l'Ottocento, no? In Italia, in quest'Italia che giustamente si ricordava frammentata in tantissimi stati e che con un grande afflato viene fatta proprio, viene costruita letteralmente un pezzo alla volta. L'ultimo pezzo è Venezia proprio, che si aggiunge a questo mosaico 5 anni più tardi della prima unificazione, nel 1866 quindi, e con Venezia, con l'unificazione di Venezia al neonato Regno d'Italia, si compie in qualche modo un percorso che dura svariati decenni. Io procederò un po' a braccio, qua e là vi leggerò qualcosa, sarò molto disordinato e soprattutto procederò alla rovescia, e quindi proprio dalla fine. Partiamo proprio dal 1866. Questo è il momento del compimento, nel senso che questo quadro raffigura l'ingresso di Vittorio Emanuele II a Venezia. Siamo a poche settimane dalla cessione, no, di Venezia da parte dell'impero asburgico dopo la terza guerra di indipendenza. Venezia è italiana a questo punto a tutti gli effetti, e in qualche modo, sebbene non esattamente come Manin avrebbe voluto, si compie questo disegno, no, di unificazione, no, di Stato unitario sotto un'unica bandiera. Prima di proseguire rilevo una cosa, che tutte le persone che nominerò o che citerò, perché poi per esempio dei fratelli Bandiera parlerà Santo, non erano, tutti i veneziani di cui parlerò, non erano ancora nati ai tempi dei dogi, cioè sono tutti nati dopo il 1797, e questo è un dato che, come dire, proprio di nascita, che però va rilevato. I loro genitori avevano conosciuto la Venezia, la Serenissima, loro sono nati tutti dopo, tranne uno che con Venezia, come vedremo, non è veneziano e ha in realtà insomma trascorso un periodo molto breve ma molto significativo della sua vita, che era nato prima, ecco. E quindi questa questione generazionale anche va rilevata. Sono tutti giovani. No, noi siamo abituati a vedere forse Mazzini con la barba l'unico, no, l'ideologo come sempre sopravvive, no, e manda avanti i ragazzi, ma sono tutti ragazzi. Emilio Bandiera muore a 25 anni, Attilio ne ha 39, sono tutti 20-30 anni, insomma, che combattono proprio per questo ideale che sentono profondissimamente. Questo ideale qua a Venezia prende vita appunto nel 1866 in un giorno un po' particolare. Questa è una stampa delle Monde Illustré che illustra proprio l'ingresso delle truppe italiane. Riconoscete appunto il ponte di ferro davanti alla chiesa degli Scalzi, c'è la vecchia stazione ferroviaria e c'è questo corteo acqueo che saluta le truppe italiane che entrano in Venezia il 19 ottobre. Noi lo sappiamo dalla storia, ma lo sappiamo anche perché, e qui oggi ho davanti a me Desi Marangon, con cui in 5 anni, forse lo sapete già, ma vi angarierò anche con questo quest'oggi, abbiamo raccolto oltre 6.000 segni storici, dall'XI secolo al 1945 più o meno, perché Venezia ha questa particolarità, che la storia la reca scritta sui muri, e noi troviamo anche tanto risorgimento sui muri veneziani, e cercherò di stupirvi. Questo è in sottoportico del traghetto a San Canciano, dove tra le cronache della laguna ghiacciata o delle acque alte ottocentesche noi riusciamo a leggere, se ci andate davanti lo leggete meglio, lì 19 ottobre, scritto ottobre 1866, l'arrivo delle truppe italiane a Venezia.
qualcuno dei traghettatori si prende la briga di lasciarci proprio una cronaca assolutamente incisa, no, in maniera estemporanea. È un giorno da ricordare. Venezia quel giorno appunto diventa italiana, e lo diventa appunto, come dicevamo, dopo un percorso, dopo una genesi che ha portato a combattere e a morire anche diverse persone, o all'esilio, tra cui questa persona qui è una delle meno conosciute forse del Risorgimento italiano, ed è il primo veneziano che incontriamo riavvolgendo il nastro della storia. Ha un cognome particolare, decisamente non veneziano. Lui è Giovanni Battista Fauché. Il papà è francese, la mamma è una corfiota, e lui nasce qui a Venezia. E come vedremo, secondo me prende molto dalla madre, perché è un perfetto levantino. Lui approfitta del suo... Lui intanto resta, c'è da dire questo, poveraccio, resta orfano molto presto. Il padre non lo conosce proprio, cioè muore prima che lui nasca. E ha 11 anni quando muore anche la madre, e lo prende, lo alleva uno zio materno, che è un ufficiale di marina, della marina austriaca. Questi ufficiali di marina austriaca che ricorrono, no, a quanto pare, spesso nella storia del Risorgimento. Ma lui non può fare l'ufficiale, cioè non può entrare nella marina austriaca come vorrebbe, perché ha un cognome francese e la nazionalità francese, e non può quindi entrare. Però è molto bravo a far di conto, e lo prendono a fare proprio l'amministrativo qua a Venezia per la marina militare austriaca. Arriva il 48 e lui si distingue. Lui intanto entra nella Guardia Civica, e voi nella vetrinetta troverete anche una medaglia della Guardia Civica col tricolore, e chiaramente non posso esporla dei due versi, però leggerete Guardia Civica, dietro c'è scritto Viva l'Italia, ma c'è scritto tutto sulle didascalie. E si distingue anche, non solo della Guardia Civica di Castello, partecipa alla presa dell'Arsenale nei primi giorni della rivoluzione, e poi viene decorato perché combatte a Forte Marghera. È uno che non si tira indietro. Quando però le cose vanno come vanno, e quindi il 48 esplode, no? Ci esplode tra le mani, lui per un po' rimane qui fino al 50, perché appunto essendo francese formalmente non può essere, per accordi internazionali non può essere incriminato, poi però se ne va. Fa un sacco di giri, no? Anche in Svizzera, se ne va a Parigi come fanno tanti, poi però torna in Italia e se ne va a Genova. E a Genova lui diventa il contabile di una grossa una società di navigazione, la Rubattino. Questo accade nel 58, 10 anni dopo la rivoluzione. E a un certo punto lui chiaramente rimane in contatto, no, con tutti gli esuli fuoriusciti. Agostino Bertani, che è un deputato dell'ultrasinistra, lo avvicina e gli dice: guarda che c'è Beppi Garibaldi che ha bisogno di un paio di navi e è disposto a offrirti 100.000 franchi se tu gli noleggi una nave. E Giovanni Battista Fauché dice: venite domani notte, vi prendete le navi che volete e io mi giro dall'altra parte. E i garibaldini, che il 5 maggio 1860 partono da Quarto con 2 navi della Rubattino, il Piemonte e la Lombardo, e le prendono, mentre lui, fumandosi una sigaretta, li guarda dalla terrazza di casa sua, che è proprio davanti alla Darsena. La mattina dopo, con tutta calma, va a fare la denuncia di scomparsa di 2 navi. E comincia così, da Quarto fino a Marsala, l'epopea dei 1000, che andrà bene, chiaramente, nel senso andrà bene per Garibaldi e i garibaldini. Lui sarà licenziato, ma la Rubattino, qualche settimana più tardi, visto l'evolvere degli avvenimenti, dirà: noi abbiamo dato le navi a Garibaldi. E sarà risarcita peraltro con 1.200.000 lire per il servigio reso alla patria. Quindi alla Rubattino andrà molto bene, ma va bene anche a Fauché, perché in realtà assume degli incarichi governativi molto importanti, e alla fine
e lui è sposato con una veneziana, una Vio, da cui ha avuto 6 figli nel frattempo. Sul finire dei suoi giorni, nel 1883, torna a Venezia per morire. Muore l'anno successivo, pochi mesi dopo, ed è sepolto a San Michele. A San Michele, quando entrate nel primo cortile che ha non so come definirla, una cavea, insomma, no? quella specie di teatro ogivale. Lì tra le sepolture ci sono le sepolture degli eroi del 48, e Giovanni Battista Fauché ha trovato lì il suo spazio. Intanto parlavo e mi sono dimenticato di mostrarvi l'imbarco dei 1000 a Quarto il 5 maggio 1860, una delle battaglie, questa è quella di Calatafimi, che fra un attimo ritornerà, perché vedremo chi ci ha combattuto tra i veneziani, almeno uno, che porterà poi all'incontro di Teano e in qualche modo all'istituzione formale del Regno d'Italia. Regno d'Italia che per Venezia è ancora lontano dal venire, ma noi a Venezia, come vi dicevo, troviamo i segni di tutta anche la dominazione austriaca. Qua lo vedete bene, siamo nella loggia Foscara, siamo proprio all'angolo, no? Tra le due parti della loggia, fronte bacino, fronte piazzetta, e si vede il cursore o no? Lo vedo solo io? Ah no, però vedete quel cerchio rosso? Dentro quel cerchio rosso c'è scritto Palfi 1819. È un nome molto evocativo, perché Palfi nel 48 era il governatore della città, ma non è lui, perché questo è scritto con una L sola e quello era scritto con 2 L, poi è molto presto, sono 30 anni prima. Però come vedete noi segnali e segni austriaci, anche attraverso proprio i graffiti, ne troviamo in giro per la città. Curiosità nella curiosità, sopra la firma di Palfi c'è quella di Francesco Crovato, che è del 1880, è il bisnonno dei Crovato, dei gemelli, che faceva il terrazziere, e nel 1880 rifà il pavimento della loggia Foscara e mette, come facevano fanno tantissimi artigiani, la firma, no, a fine lavoro, e quindi l'Austria e anche i Furlani. Avanti. Qua siamo in quella che oggi chiamiamo Caserma Manin, che è ai Gesuiti, e anche qua troviamo 2 nomi, che sono un nome austriaco e uno ungherese. Vi faccio vedere l'ungherese. E c'è una bellissima caffetteria oggi lì, no? E se voi di fianco alla caffetteria, quando andate fuori nel plateatico, ci sono delle colonne, guardate quelle colonne, perché ci trovate appunto anche Marton, che è lì di fianco, che si vede un pezzetto solo, e Chemei soprattutto, che mi piace farvi vedere perché è datato 1843. Chemei è un cognome tipicamente ungherese, quindi siamo proprio in piena Austria-Ungheria. Quella era una caserma, lo sarà anche dopo, no? E tanti monasteri, no? O scuole grandi, come vedremo, vengono trasformate in caserme ricoveri per militari, che lasciano i loro segni. E il soldato Chemei nel 1843 non sa ancora cosa l'aspetta, ammesso che fosse ancora in servizio 5 anni più tardi, però appunto decide anche lui di lasciarci la sua piccola testimonianza, il suo piccolo segno nella storia di Venezia e nella storia d'Europa. Storia d'Europa, ma soprattutto di Venezia e d'Italia, che si compie anche grazie a lui. Lui è Daniele Manin, lo ha citato Antonella, lo ha citato in relazione a questo luogo. L'Ateneo Veneto, direi fondamentalmente assieme al Caffè Florian, sono i due, so che sono molto diversi, ma sono i 2 fulcri della rivoluzione. L'uno è questo, dove ci troviamo, è la centralina di pensiero in qualche modo, e l'altro invece è proprio il raccordo tra i cospiratori. E adesso lo troviamo anche l'altro, ma occupiamoci di questo. Daniele Manin nasce nel 1804, eccolo, dopo il 1797. Giovanni Battista Fauché, scusate, mi sono dimenticato di dirvelo, nasce nel 1815, quindi ben oltre e ben dopo il 1797. Lui dei dogi sente solo parlare.
E Manin, lo sapete, non è il suo vero cognome, o meglio è il cognome che il nonno aveva assunto. Il nonno era c'è una discrepanza, c'è chi dice Medina, chi dice Fonseca. Il sugo e il sunto è che erano di una famiglia di origine ebraica. Il nonno si converte proprio ai tempi dell'ultimo doge, Manin, e viene tenuto a battesimo come si usava dai nobili del tempo, prendendone il cognome dal fratello del doge. E quindi questa cosa curiosa che da un Manin come Lodovico che abdica e rinuncia, no, in qualche modo per sempre, no, a una repubblica, no, questa repubblica rinasce in maniera fulgida per poco tempo, ma sicuramente in maniera eroica, grazie a un altro Manin che porta il cognome del primo. Sono quelle cose un po' curiose della storia. Lui è un po' genio, a 17 anni già si laurea in legge, deve addirittura aspettare a Padova, l'età, la maggiore età per poter esercitare, e a 19 anni entra come socio corrispondente dell'Ateneo Veneto, e quindi è molto molto giovane. E appunto parliamo di una persona che è nata nel 1804, abbiamo detto, quindi nel 24, ecco, 200 anni fa, ecco, Daniele Manin era già all'interno dell'Ateneo e già appunto si preparava a fare, devo dire, un po' di malavoglia, non è che avesse troppa voglia di presiedere rinate repubbliche, ma evidentemente ha risposto all'esigenza dei suoi tempi, lo ha fatto bene, lo ha fatto eroicamente, vi ricordo che gli costerà l'esilio. E qui abbiamo, peraltro c'è una medaglia coniata nel 48, la trovate in vetrina, che mostra esattamente questa scena. Manin e dietro di lui sul ponte, quello che viene portato lo stesso a spalla, Tommaseo, ma di Niccolò Tommaseo parliamo fra un istante, vengono liberati dalle prigioni dove sono reclusi da gennaio. Questo è il 17 marzo, la rivoluzione scoppia tra 5 giorni, non ci siamo ancora, ma ci stiamo avvicinando molto, e vengono portati appunto a spalla in piazza San Marco, che è, no, da sempre il cuore popolare, no, della città, dove tutto deve compiersi e deve avvenire. E la rivoluzione, lo dicevamo, scoppia nel 21, viene preso l'Arsenale, e nel 22 marzo scoppia formalmente la rivoluzione. Daniele Manin pronuncerà un discorso memorabile, non lo farà dalla loggia di Palazzo Ducale, ma lo farà salendo su un tavolino del Florian, perché appunto il Florian era in qualche modo centro nevralgico e quartier generale dei rivoltosi, e ancora oggi queste sono rimaste, a fronte di un restauro molto intelligente prodotto dalla sovrintendenza, sono riemerse. C'era qualcuno, ma sono molte di più quelle visibili oggi. Già nei primi giorni, e Manin stesso lo rileva nei suoi diari, che la città si sta coprendo di scritte che inneggiano a San Marco e alla neonata, neoritrovata Repubblica, e noi alcune di queste scritte le troviamo soprattutto, e non a caso, nell'area del Florian. Quindi un altro segno, no, come dire, della storia che ci parla proprio attraverso i muri e che azzera qualsiasi trascorrere del tempo. Noi andiamo lì davanti e ci sono i rivoluzionari, i rivoltosi che stanno stampigliando queste scritte. Nasce questo nuovo Stato, voi la leggete male, qui siamo ancora sulla loggia di Palazzo Ducale, ma dall'altra parte, la parte interna, ora ve lo faccio leggere meglio, e ancora troviamo traccia di quei giorni. C'è questo vivante Cesare che il 6 aprile 1848, penso che se io ve lo dico riusciate a scorgerlo, no, nell'incisione, si firma come guardia civica. Quindi ancora, no, come Fauché lo è stato, erano tutti volontari, ancora un volontario di quei giorni. Il 6 aprile peraltro è vicinissimo proprio al 22 marzo, non sono passate che un paio di settimane dallo scoppio della rivoluzione, gli austriaci sono stati allontanati, insomma si sta organizzando il governo, si stanno prendendo contatti con le altre potenze europee perché questa repubblica possa vivere e prosperare.
e qualcuno a Palazzo Ducale, qualcuno che partecipa in quel momento a questa fase storica, decide ancora di lasciarci qualcosa. Chi lascia segno invece più indelebile ancora, ma non sui muri, lo avevamo anticipato, è Niccolò Tommaseo, che noi chiaramente conosciamo come letterato per forza, no? Il primo dizionario, un sacco, cioè è inutile qua, è veramente superfluo direi elencare le sue opere e i suoi misteri, i suoi meriti, no, da letterato, ma soprattutto uno dei primi sostenitori della Repubblica, uno dei ministri, e l'autore di un discorso che si inizia a tenere lì, in quella che oggi noi chiamiamo Aula Tommaseo, quindi a pochi metri da noi, ma poi c'è talmente tanta gente che assiepa le scale, che tanti di voi odiano, a ragione, che ci si deve trasferire giù in Aula Magna. E quindi il discorso, che è un discorso dello stato presente delle lettere italiane, in realtà è un discorso contro la censura, viene tenuto il 30 dicembre 1847. Pochi giorni dopo, lo stesso giorno di Manin, il 18 gennaio, vengono arrestati per essere liberati il 17 febbraio. Perché il 18 gennaio? Voi nella vetrina trovate un documento ancora imperiale che viene pubblicato in Italia il 1 febbraio, ma quella è una delibera imperiale che dal 18 gennaio sancisce delle nuove restrizioni per la libertà di stampa e di espressione, e quello stesso giorno, perché c'è scritto lì sul documento che questo editto è valido dal momento in cui viene promulgato, quindi prima ancora della pubblicazione in Italia, Manin e Tommaseo vengono arrestati e vengono tradotti appunto alle prigioni nuove. Procedo più veloce che posso. È un'epopea grossa, no? E per fortuna i cannoni, noi vediamo una palla che sta volando a mezz'aria, no? Questo è evidentemente il ponte delle Guglie. Una palla la trovate dentro la vetrina, una palla di spingarda che ho cavato da una soffitta veneziana letteralmente, perché per metà città si trasferì a casa dell'altra metà. La gittata dei cannoni, per fortuna, Venezia in quel momento viene anche sottoposta al primo bombardamento aereo che la storia ricordi, nel 49, ma le gittate dei cannoni, perso peraltro Forte Marghera, arrivavano circa a metà città, non riuscivano ad arrivare a San Marco per fortuna. Però metà della città, cioè Canareggio, si andava a casa dei Castellani, perché appunto gli piovevano le palle di cannone a casa. Noi ne troviamo parecchie in giro per la città. Questa sì, la trovate a San Salvador, e questa è il 6 agosto del 49. Tra il 29 luglio e il 17 agosto del 49, quando viene siglata la resa, piovono sulla città 23.000 proiettili di artiglieria. Ecco, io vi ho detto il mio l'ho cavato a Canareggio, e qua questa è la chiesa di San Girolamo, forse è poco conosciuta, perlomeno per la facciata, ma guardate il tetto, il colmo del tetto, vedete che a un certo punto c'è qualcosa, c'è un elemento che disturba. Questo è una palla di cannone del 48 che è rimasta lì, e poi è rimasta lì perché si è voluto che rimanesse lì. Va bene, è una cosa che non sanno tutti, ma è molto divertente, insomma, molto divertente oggi chiaramente, all'epoca non è che si siano particolarmente divertiti. Il 48 finisce e si ritorna e si ripiomba ancora peggio, no? Sotto il giogo austriaco. Altri segni austriaci in città. Questo è l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, che era il comando austriaco. Noi sotto, vedete quella scritta un po' sbiadita, no? Che sta tra i due architetti, aiutatemi. Va bene, quello è, adesso aspetta che arrivo, ecco qua, è KK, le prime due lettere, cioè Kaiserlich Königlich, l'Imperial Regio Stadt- und Festungskommando, è il comando austriaco. Il comando austriaco durante la dominazione. Peraltro, altro segno successivo
di dominazione lo troviamo alla Scuola Grande della Misericordia. La Scuola Grande della Misericordia è piena, io con Marangon abbiamo trovato decine di segni di soldati italiani ma anche soldati austriaci. Quando se ne vanno gli austriaci arrivano gli italiani, questa è una caserma e si impiraia. Questa però è la firma di Jos Weber, che è ancora KK, cioè è un regio imperial soldato austriaco. Questa è datata, è 1862, anche lui non lo sa, ma l'Italia si è fatta l'anno prima e fra 4 anni appunto anche lui sarà costretto a sloggiare perché Venezia diventerà italiana. Tra i segni ufficiali c'è la colonna di San Salvador, a pochi metri dalla palla di cannone c'è questa colonna che è sempre in mezzo, no? Ti da passare, non ti sa se andare a destra o a sinistra a seconda dei turisti che sei. Questa in realtà venne inaugurata nel 1898, a 50 anni dai fatti, peraltro con il generale Pepe ancora vivo che viene ad assistere allo scoprimento della colonna. Momento, sono anche delle fotografie dell'epoca molto belle. E altro graffito che ci ricorda di quei momenti, chi è? Il fotografo Ongania. Questo è su una delle foto di Ongania, di un monumento veneziano, non esiste più questa scritta, noi lo leggiamo, è milite dell'anno 48, memoria, Zanuttin Antonio, lì 30 giugno 1861, benedizione delle bandiere. Ecco. 67, scusatemi, non può essere 61, è l'anno dopo dell'unificazione di Venezia. A queste persone fu data una medaglia che è il difensore di Venezia, che trovate anche questa nella vetrina. Corro? No. Perché qua entri in gioco tu fra un attimo. Su di loro facciamo un salto ancora indietro nel tempo, quindi 66, 61, 60 con Fauché, 48, 49, 44 i fratelli Bandiera con Domenico Moro. Qui li troviamo in bocca di piazza, ci sono un sacco di placche, no, commemorative, e qua ci sono loro che, come sentiremo fra un istante, perdono la vita 180 anni fa, a luglio, no, nel vallone di Rovito. Questa è una pagina della tribuna illustrata, non dell'epoca ma successiva chiaramente. Cosenza li seppellisce nella cattedrale e però poi ce li dà. E noi li riportiamo a casa nel 1867 ancora, e noi abbiamo visto quella scritta del 30 giugno 1867 di quel combattente Zanuttin. Il 18 giugno arrivano i corpi dei Bandiera e di Domenico Moro, che sono sepolti a San Giovanni e Paolo. Quindi quando si entra, no, subito sulla sinistra ci sono le loro tombe, e noi insomma ci piace l'idea di averli ancora tra noi, e ringraziamo gli amici cosentini per averceli restituiti. Ultimo tra tutti, ma primo tra tutti, perché parliamo degli anni 20 dell'Ottocento, è Silvio Pellico. È, come vi dicevo, l'unico non veneziano, peraltro, che nasce prima della caduta della Serenissima. Lui nasce nell'89, quindi è un bambino quando qua c'è ancora l'ultimo doge, ma lui è di Saluzzo, è piemontese, da lui di Venezia non gli interessa sto granché, se non che viene arrestato nel 1820 e viene portato a Venezia, e lui finisce in carcere, chiaramente, dapprima nei Piombi, proprio sotto il tetto. Lui scrive delle pagine, insomma, abbastanza importanti, come sappiamo, no? E poi a San Michele in Isola. Non è, cioè noi ci ricordiamo tanto di Palazzo Ducale, delle prigioni di Palazzo Ducale. Lui, no, nelle mie prigioni racconta: la mia stanza guardava, eccolo qua. La mia stanza guardava sul tetto di piombo della chiesa di San Marco. Eravamo ancora in primavera e già le zanzare si moltiplicavano, posso proprio dire spaventosamente, così come si infocò l'aria del covile che io abitava. Io non avevo mai avuto idea d'un calore sì opprimente. A tanto supplizio s'aggiungevano le zanzare.
in tal moltitudine che per quanto io m'agitassi e ne struggessi, io ne era coperto. Il letto, il tavolino, la sedia, il suolo, le pareti, la volta, tutto ne era coperto e l'ambiente ne conteneva infinite, sempre andanti e venienti per la finestra e facenti un ronzio infernale. Lui trova consolazione nell'incontro con Angela, la figlia del carceriere, che noi vediamo in questa illustrazione, Asanze, famosa Asanze, e che poi in realtà successivamente lei disse che non era vero niente, ma aveva 15 anni, povera, insomma, c'era del tenero tra loro, ma molto platonico. Se il sentimento che ella mi destò, scrive ancora, non fu quello che si chiama amore, confesso che alquanto vi s'avvicinava. Quando io udiva aprire la porta, il cuore mi battea, sperando che fosse la Zanze. E se non era ella, io non ero contento. E se era, il cuore mi battea più forte e si rallegrava. I due in realtà trascorsero molto tempo in lettura e conversazione. Lui poi fu trasferito a San Michele. Qua è la partenza con Maroncelli da San Michele per lo Spielberg nel 1822. Nel 1932 lui si fa 10 anni di galera. Nel 30 viene rilasciato, scrive Le mie prigioni, e Le mie prigioni è un testo fondamentale, perché da quel testo, no, ne uccide più il libro, come si suol dire, no, nasce veramente lo spirito di tutti gli altri rivoluzionari che vogliono un'Italia unita, no, sotto un'unica bandiera. E tanto che il cancelliere di Stato Metternich ammise che Le mie prigioni, che il libro danneggiò l'Austria più di una battaglia persa. Chiudo veramente questa mia sezione con una cosa un po' curiosa che vi avevo promesso, ed è questo curioso legame che unisce Venezia con la Calabria, che è conservato a Cropani, che è sulla costa del Golfo di Squillace. Allora, c'è questo testo del 1691 della Calabria illustrata di padre Giovanni Fiore da Cropani, in cui parla della Calabria, ma racconta in particolar modo cosa accade nell'anno 831. Nell'831 i veneziani, di ritorno da Alessandria d'Egitto, vengono colti da una tempesta nel Golfo di Squillace e fanno naufragio nei dintorni di Cropani. I cropanesi li aiutano, li rifocillano, li rimettono in mare, e questi mercanti veneziani, in segno di riconoscenza, dice "ciapa qua", e gli danno un osso, la rotula del ginocchio destro di San Marco, che è conservato oggi dai padri cappuccini, ma in realtà per tanti secoli, e forse ci tornerà, alla Collegiata dell'Assunta, che è un monumento centrale di Cropani. Non solo, ai veneziani, seguendo questo testo seicentesco, ma ai cropanesi, seguendo questo testo seicentesco, viene anche elargita la cittadinanza veneziana, quindi diventano veneziani d'adozione a tutti gli effetti, però. E questo è un legame curioso, perché se davvero quella è la rotola di San Marco, è probabilmente l'unica reliquia esistente di San Marco, visto che noi diciamo che ce le abbiamo, ma insomma fino a prova contraria potrebbero anche non esserci, insomma, o essere ancora disperse in qualche angolo della basilica. E quindi questa cosa curiosa, che gli amici calabresi hanno un pezzo di San Marco, che forse è l'unico pezzo che esista, ci deve rendere, come dire, divertiti e felici. E io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto finora. Infatti diciamo che insomma sì. Di nuovo nuovamente dei saluti. Io sono un medico con la passione della storia e della scrittura. Il mio primo romanzo fu sceneggiato dalla RAI nel 2008 e divenne una grande fiction televisiva, si chiamava Artemisia Sanchez, in cui l'attore principale era Lucio Dalla, che poi mi onorò della sua amicizia fino a una settimana prima che morisse. Dicevo che conosco Venezia, l'ho anche descritta com'era nel 1365, 63, 65, perché in un mio romanzo, che era Leonzio Pilato, il primo, quello che
portò l'umanesimo in Occidente, questo strano personaggio calabrese veniva qui a stare con Petrarca, che abitava sulla riva degli Schiavoni, e morì poi di fronte all'entrata del porto di Venezia. E quindi conosco benissimo, ho descritto com'era la Venezia di quel tipo, di quell'anno, e pure Padova. Io adesso mi permetterò, visto che è stato un lavoro, perché volevo rendere appunto tutta l'epopea, la tristissima epopea dei fratelli Bandiera, che è più viva che mai, tenendo conto quello che ci sta succedendo, d'altronde con una legge che noi calabresi ormai ci fa uscire completamente dal senso di unità nazionale, e quindi mi permetterò di leggere per evitare di dimenticare qualcosa. Gli antefatti accaduti in Calabria, che portarono i fratelli Bandiera e i loro 18 compagni, oltre a Mauro Caputo, che col suo trabaccolo San Spiridione, barca di a due vele da carico, trasportò i patrioti da Corfù la sera del 16 giugno del 1844, facendoli sbarcare nei pressi della foce del fiume Neto, a 6 chilometri da Crotone, furono per importanza e intensità delle azioni e numero di patrioti coinvolti uguali a quelli che accaddero nel resto dell'Italia. Già nel luglio del 1837 a Cosenza c'era stato un tentativo di rivolta contro Ferdinando II da parte di un manipolo di carbonai guidati da un sacerdote, Luigi Belmonte, represso con violenza tanto che 5 rivoltosi furono fucilati nel vallone di Rovito. Nonostante questo atto di ferocia, lo spirito di rivolta, soprattutto nella provincia di Cosenza e Reggio Calabria, continuò a mantenersi attivo più che mai. Alla fine del Settecento il 98% delle terre in Calabria erano in possesso dei nobili della mano morta. L'abolizione della feudalità e la divisione dei demani non aveva prodotto quei benefici che si aspettava a favore dei contadini e pastori, gli stati sociali che componevano la gran parte, la maggioranza della popolazione calabrese. Nella prima metà dell'Ottocento la Calabria era nella morsa di una nuova classe sociale. I grandi proprietari terrieri, fanatici fedeli alla casa borbonica, arricchitesi a spese degli ex feudatari delle chiese dei contadini dopo l'editto della Cassa Sacra, emesso da Ferdinando IV in accordo con Pio VI nel giugno del 1784, dopo il terribile terremoto del 5 febbraio del 1783 che distrusse gran parte della Calabria. Il decreto della Cassa Sacra disponeva la soppressione di tutti i monasteri che avevano meno di 12 religiose e l'espoliazione di tutti i beni preziosi delle chiese e dei luoghi e il loro trasporto a Napoli, al fine di finanziare la ricostruzione, cosa che non avvenne mai in modo sistemico e fu la prima vera grande truffa istituzionale contro la Calabria. Il nuovo ceto dei grandi proprietari, sempre in ascesa, entrò in contrasto con la vecchia nobiltà che viveva in modo parassitario sulle proprietà acquisite con mezzi spesso illeciti. Essi, con la protezione delle autorità, esercitavano il locale dominio quasi sempre a base di prepotenza, di favori e vessando i contadini e pastori che nella stragrande maggioranza erano analfabeti, succubi delle credonerie religiose e dei riti che inculcavano continue penitenze per la paura della dannazione eterna per ogni atto non dettato dai precetti ecclesiastici. Una minima categoria sociale era composta da professionisti, massari e artigiani. Da questa categoria, a cui si aggiungevano i piccoli proprietari terrieri, provenivano i capi della rivolta scoppiata la notte tra il 14 e il 15 maggio del 1844 e che, dando seguito ai precetti discussi in una riunione a Napoli di Carbonai aderente alla Giovane Italia il 21 ottobre del 1843, entrarono in arma a Cosenza. I rivoltosi, un migliaio, capeggiati dal notaio Francesco Sal, fissato il tricolore italiano, si avviarono verso la conquista del palazzo dell'intendente del re. Qui si scontrarono con un plotone di guardia a guardia del palazzo. Lo scontro fu violentissimo. Alla fine della sparatoria rimasero a terra 4 gendarmi e 4 rivoluzionari. La rivolta, disorganizzata e senza una vera strategia militare, venne repressa e i rimanenti patrioti si dispersero, ma durante la fuga molti di questi vennero catturati.
Complessivamente furono 76 gli imputati che nel successivo processo comparvero dinanzi a una commissione composta da giudici militari. Pur se vennero pronunciate 21 condanne a morte, solo 5 rivoltosi finirono per essere fucilati nel vallone di Rovito, così come ordinò un dispaccio del re giunto da Napoli, in cui fu impartita al tribunale militare la disposizione di limitare a 6 il numero dei destinati alla pena capitale. Furono fucilati in 5. Il sesto, condannato a morte, Antonio Rao, avvocato, si tolse la vita fiutando del tabacco avvelenato. La loro sentenza fu eseguita l'11 luglio del 1844, mentre nello stesso carcere in cui erano detenuti i rivoltosi di Cosenza stava per avere inizio l'iter del processo a carico dei fratelli Bandiera, catturati qualche settimana prima in Sila. Attilio ed Emilio Bandiera, che si passavano 9 anni tra l'uno e l'altro, sapete, Attilio era nato nell'810, Emilio era nato nell'819, appreso di fatti relativi alla rivolta di Cosenza quando già disertori dai reparti della Regia Marina Asburgica, dopo che avevano deciso assieme a Domenico Moro e d'accordo con Nicolò Fabrizio, capo della Legione Italiana con sede a Malta e amico di Mazzini, conosciuto da Attilio a Malta nel 1842, di impossessarsi nell'estate del 1843 della nave da guerra Bellona, ammiraglia della squadra del Levante della Regia Marina austriaca, di cui il padre dei Bandiera era il grande ammiraglio di questa flotta del Levante. Si trovavano esuli nell'isola di Corfù. Erano stati già individuati come pericolosi aderenti ad una società segreta denominata Esperia, fondata a Venezia dai Bandiera nel 1840, il cui scopo primario era la cospirazione in chiave anti-austriaca al fine di ottenere con azioni rivoluzionarie l'unità e l'indipendenza dell'Italia su principi repubblicani. All'associazione aderirono alcune centinaia tra veneziani e veneti in generale e raccoglieva molti simpatizzanti tra gli equipaggi italiani della Marina austriaca. Lo statuto si componeva di 10 titoli e 338 articoli. Nel 1842 Domenico Moro a Londra aveva incontrato Giuseppe Mazzini e gli parlò dell'Esperia e dei fratelli Bandiera. Il primo contatto epistolare tra i fratelli Bandiera e Giuseppe Mazzini avvenne quello stesso anno. Erano stati traditi da una spia austriaca all'interno dell'Esperia, tale Tito Vespasiano Micciaralli, già aderente alla Giovine Italia, e presentato loro con lettera credenziale addirittura da Giuseppe Mazzini, a sua volta ingannato. La notte del 28 febbraio del 1844 Attilio abbandonò, seguito dal suo devoto servitore di marina Paolo Mariani, la nave Bellona ancorata nella rada di Smirne, e disertò. Dapprima fu ospite in una colonia di italiani a Smirne, poi si recò a Sira, nelle Cicladi, per raggiungere in seguito il Pireo e Atene. Dalla capitale greca raggiunse Patrasso e poi Cefalonia. Il 28 aprile infine raggiunse Corfù, isola sotto la sovranità inglese, dove già dal 3 marzo del 1844 soggiornava il fratello Emilio, anch'egli disertore, che aveva raggiunto l'isola proveniendo da Trieste. Tutti alloggiavano presso una casa ribattezzata Exoria, in cui da tempo, sotto l'impulso di Emilio, si riunivano i patrioti presenti sull'isola. Con l'arrivo di Attilio si cominciò a progettare una spedizione al fine di promuovere il sollevamento di territori italiani contro il dispotismo degli stranieri. Il primo progetto prevedeva l'invasione della Maremma romana, poi, avuta notizia portata da voci che circolavano nell'isola che 300 patrioti cosentini, già partecipi alla rivolta di Cosenza nel marzo passato, erano rifugiati in armi in pugno sulle montagne della Sila, si decise di indirizzare la spedizione verso la Calabria. Contemporaneamente Attilio intraprese un'intensa attività epistolare con i tanti patrioti sparsi in tutto il Mediterraneo. A loro, oltre a parlare esplicitamente del progetto, chiedeva aiuto, esortandolo a raccogliere quanto più denaro possibile per affrontare le spese relative alla spedizione.
Il 10 maggio scrisse a Nicola Fabrizi, prospettandogli il progetto dello sbarco in Calabria, visto che quello verso la Maremma laziale avrebbe richiesto molto più tempo. A Fabrizi Attilio chiedeva soldi per ben finanziare la spedizione. In cassa avevano solo 1.500 franchi ricavati dalla vendita dei loro oggetti personali. Per la spedizione ne servivano almeno 4.000. Fabrizi, nome di battaglia Cincinnato, nella sua risposta oppose un totale e duro rifiuto al progetto, dissociandosi totalmente. Sbarcare in Calabria con pochi uomini era soltanto impensabile e anzi, cito, non solo non approvo né intendo cooperare, ma intendo avere solennemente dichiarato il più aperto disparare e disparere dal fatto della natura che esprimete come da fatto incapace del alcun risultato. Anche Mazzini da Londra disapprovò il progetto Fabrizi. Fabrizi inoltre negò i 3.000 franchi a suo tempo promessi nel progetto di impadronirsi della Bellona. Il cuore ardito dei due fratelli però non ammetteva alcun ripensamento. In una prima ipotesi lo sbarco in Calabria doveva avvenire nella spiaggia di Brancaleone, nella parte ionica meridionale della provincia di Reggio Calabria, per poi raggiungere la Sila. Ricordiamo che Brancaleone è il paese calabrese dove nell'agosto del 1935 Cesare Pavese fu esiliato dal regime fascista. Domenico Moro, grande amico dei due fratelli, dopo aver disertato dalla corvetta Adria, giunse a Corfù il 30 di maggio. Con l'arrivo di Moro e dopo ampia discussione fu deciso di cambiare il luogo dello sbarco in Calabria e di navigare verso la foce del Neto. Il 5 di giugno arrivò nell'isola Nicola Ricciotti, famoso combattente, amico di Mazzini, reduce di ben 9 anni di carcere nelle prigioni papoline. Deciso ad organizzare una spedizione verso Ancona. Dissuaso dalle difficoltà, però, abbracciò il progetto dei Bandiera. La notte tra il 12 e il 13 giugno del 1844, 2 ore dopo la mezzanotte, i fratelli Bandiera, Attilio, nome di battaglia Pelagio, Emilio Bandiera, nome di battaglia Ruggero, assieme a Domenico Moro, nome di battaglia Ghino di Tacco, Nicola Ricciotti, Paolo Mariani, Giuseppe Meluso, l'unico calabrese di San Giovanni in Fiore, Giovanni Veneracci, Francesco Berti, Giovanni Manessi, Tommaso Mazzoli, Giuseppe Miller, Luigi Manni, Carlo Osmani, Giuseppe Pecchioni, Pietro Piazzoli, Giacomo Rocca e i fratelli Francesco e Giuseppe Tesei, Domenico Luparelli, Anacardi Nardo e Pietro Boccaciampe salparono da Corfù e si diressero verso le coste calabresi. Gran parte delle notizie relative alla tragica spedizione dei fratelli Bandiera furono raccontate nel cosiddetto Memoriale di Marsiglia, memoria rilasciata ad un anonimo scrittore a Livorno da 6 dei partecipanti alla spedizione e graziate l'11 luglio del 1846 da Ferdinando II ed esiliati a Marsiglia, dai ricordi di Giuseppe Mazzini e dai fatti relativi ai fratelli Bandiera e Michele Bello pubblicati da quell'osco figuro che fu il sottintendente Antonio Bonafede. Vi prego di ricordare questo nome. Dopo 4 giorni di navigazione, la sera del 16 giugno del 1844 avvenne lo sbarco dei patrioti nelle coste calabresi, nei pressi del fiume Neto, in 2 ondate per negligenze dei marinai, con la formazione di 2 gruppi diversi che faticarono a ricongiungersi. Con essi recavano copie dei proclami ai calabresi e agli italiani. I proclami esaltavano la resistenza calabrese, tant'è che Attilio e Ricciardi appena arrivarono abbracciarono la terra dicendo questa è la nostra patria, e la voglia di combattere con loro, e incitavano gli italiani a combattere per l'unità della patria repubblicana, ed erano firmate da Attilio ed Emilio Bandiera e Nicola Ricciotti. Sotto la guida del calabrese Giuseppe Meluso, che conosceva i luoghi, la mattina del 17 si misero in marcia raggiungendo un casolare con dentro 2 contadini dai quali appresero che a Cosenza era stato sedato tutto e non risultavano rivoltosi sulle montagne.
Fu così che i fratelli Bandiera ebbero la certezza di non trovare sulla Sila quel nutrito gruppo di temerari pronti alla lotta. Incontrarono invece tanta indifferenza, riluttanza, masse contadini ostili e isolamento, ma non si persero d'animo, come d'altronde capitò a Carlo Pisacani. La notte del 17 giugno uno degli esuli, Pietro Boccaciampe, disertò e si portò a Crotone chiedendo di incontrare il sottintendente Antonio Bonafede, fanatico legittimista, e che monitorava continuamente in modo repressivo il territorio di sua competenza. A lui vendette i suoi compagni e spiattellò i nomi dei capi, il numero dei partecipanti e della spedizione e il programma. Il sottintendente appresa la notizia diede l'allarme in tutti i paesi del Catanzarese e a Catanzaro, sede dell'intendenza borbonica. Il clamore destato dalla presenza di ribelli esteri sul territorio calabrese si diffuse ovunque. I capi urbani di Belvedere e di Spinello, allertati dal Bonafede, si misero in marcia insieme alle guardie civiche per intercettare i patrioti. In territorio di Belvedere Spinello, in località Petralonga, nella notte tra il 18 e il 19 di luglio avvenne il primo dei due scontri a fuoco con il gruppo di esuli, durante il quale persero la vita 3 guardie civiche. Stanchi e demoralizzati, gli esuli abbandonarono i luoghi dello scontro senza essere inseguiti e si diressero verso San Giovanni in Fiore. Tradite da un fattore a cui avevano chiesto del cibo, arrivate nei pressi del colle della Stragola, furono assalite da circa 200 guardie civiche. Dallo scontro a fuoco che ne derivò rimasero a terra gli esuli Giuseppe Miller e Francesco Tesei, mentre Nacardo Nardi e Domenico Moro furono feriti ad una coscia e a un braccio. Gran parte del gruppo venne catturato. 6 riuscirono a scappare, ma il giorno dopo si costituirono, tranne Giuseppe Meluso, che conosceva bene i luoghi e che in seguito si costituì spontaneamente. I corpi dei 2 rivoltosi caduti furono seppelliti nella chiesa dell'Annunziata a San Giovanni in Fiore. I catturati vennero derubati degli oggetti personali e condotti nelle carceri di San Giovanni in Fiore, dove a Moro e Nardi vennero prestate scarse cure. Fu sequestrata anche una bandiera tricolore. In quelle carceri i rivoltosi subirono insulti e maltrattamenti. Riunitisi per decidere la linea difensiva da tenere, tutti dichiararono di essere partiti da Corfù alla volta della Calabria dopo aver appreso che una rivolta costituzionale, segretamente favorita da Ferdinando II, stesse per scoppiare in Calabria. Tutti volevano manifestare così il desiderio di combattere a fianco del re di Napoli, purché questi avesse manifestato la volontà di dare al popolo una nuova Costituzione. Attilio, capendo che la loro situazione era molto grave, sabato 22 giugno dal carcere di San Giovanni in Fiore, ammettendo l'errore, inoltrò richiesta di grazia al re e gli fu conscio ormai di aver trascinato i suoi compagni in una folle impresa. 4 giorni dopo di permanenza a San Giovanni in Fiore, tutti i rivoltosi furono trasferiti a Cosenza, dove arrivarono la sera del 23 giugno. Dalle carceri di Cosenza Attilio scrisse una seconda lettera a Ferdinando II, dove ricalcava i concetti già espressi nella prima lettera. Missiva che fu consegnata al ministro di polizia Francesco Saverio del Carretto e forse mai giunta nelle mani di Ferdinando II. Le alte autorità borboniche, anche sotto l'impulso e la pressione del governo austriaco, che già di per sé aveva condannato a morte per dissezione i fratelli Bandiera, non le concessero, anzi furono determinate ad elargire una severa punizione a quel gruppo di idealisti che aveva osato attaccare un potere assolutista ignorante, ottuso e crudele, difeso, questo lo diceva Ferdinando II, dall'acqua santa e dall'acqua salata. Anche nel carcere di Cosenza continuano le vessazioni verso gli esuli. I 12 furono tenuti in 2 stanze spoglie e misere, poste al secondo piano del palazzo di giustizia. Nemmeno furono concessi 2 letti per i feriti, Moro e Nardi. Solo la pietà di Gioacchino Gaudio,
un vecchio liberale calabrese che aveva l'appalto dei maggiori servizi del comune di Cosenza, compresa la fornitura di viveri ed altri generi alle carceri della città, il quale, saputo dei famosi prigionieri e dei maltrattamenti, fornì ai detenuti decine di letti e buona scorta di vivere. Il 10 luglio intanto era stata emessa la sentenza di morte per i rivoltosi cosentini del 15 marzo dello stesso anno, che si trovavano nella stessa prigione dei Fratelli Bandiera. L'11 luglio questi vennero fucilati nel vallone di Rovito. Tale episodio buttò nello sconforto più nero il gruppo di esuli provenienti da Corfù, perché ebbero la certezza che i Borboni nessuna pietà avrebbero avuto verso di loro. I patrioti, presi dal desiderio di ringraziare i loro benefattori, Gioacchino Gaudio, che ogni giorno li riforniva di tutto ciò che desideravano, gli inviarono i ritratti di alcuni di loro, realizzati a pastello da Giuseppe Pecchioni, l'artista bolognese che faceva parte della spedizione, come ringraziamento e ricordo. I ritratti, oltre ai Fratelli Bandiera, raffigurano Nardi, Moro, Ricciotto, Rocco, Veneracci e Manesse. Le copie litografiche sono ora conservate nel Museo del Rinascimento a Genova. Il processo ai rivoltosi iniziò il 15 luglio del 1844, con giudici appartenenti ad una commissione militare formata da ufficiali del 9 Reggimento Puglia, presieduta dal maggiore Filippo Flores. Agli imputati furono forniti degli avvocati d'ufficio che poco potettero svolgere il proprio ruolo di difensori, in quanto continuamente intimoriti dal presidente. La linea di difesa fu sempre la stessa: respingere le accuse di cospirazione e di aver intrapreso la spedizione attirata dalle voci di imminente rivolta costituzionale guidata dal sovrano Ferdinando II. Attilio Bandera indirizzò una terza lettera al re dove dichiarava di essere depositario di alcuni importanti segreti dai quali dipendeva il destino stesso di Ferdinando II e che solo a lui avrebbe rivelato. Il re nemmeno rispose alla lettera. Il 24 luglio fu emessa la sentenza. In 17 vennero condannati alla pena capitale da eseguirsi con la fucilazione col terzo grado di pubblico esempio fra le ore 24 in luogo pubblico in Cosenza. Pietro Boccheciampe, il traditore, fu condannato a 5 anni di carcere ed ebbe strana questa cosa, perché i Borboni non credettero mai alla genuinità del suo tradimento. Anzi, ritennero che il traditore avesse fatto delezione al fine di vedersi riconosciuti alcuni diritti di proprietà in terra napoletana e che erano stati sottratti alla sua famiglia durante la rivoluzione del 1794 e non per devozione verso Ferdinando II. La sentenza di morte venne sospesa e commutata in carcere a vita per 5 dei condannati: Piazzoli, Nanni, Mazzoli, Tesei e Marini, i 5 fuggitivi della stragola ai quali fu riconosciuto l'attenuante di essersi costituiti. La sentenza venne riprodotta in 150 copie, spedite e fatte affiggere in tutto il regno. Emilio Bandiera e Vittorio Ricciotto, appena finita la lettura della sentenza, si misero a gridare «Viva l'Italia!». I condannati a morte vennero separati dagli altri e condotti nella cappella delle carceri e vennero minuziosamente perquisiti per evitare che qualcuno potesse suicidarsi. Le caviglie e le mani erano serrate da strettissime catene. I condannati rifiutarono di confessarsi. Contemporaneamente da Napoli era giunto il solito dispaccio urgente per i giudici. Il giorno passò tra canti patriottici e sfoghi di Emilio. L'ordine imperativo giunto da Napoli era che ove fossero state pronunciate più di 9 condanne, il resto doveva essere commutato, cioè che le condanne dovevano mantenersi sul numero di 9. Si decise così di ringraziare Manessi, Pecchioni e Osmani. In questo ci fu, tra i giudici sorse un problema, perché si voleva salvare Domenico Moro. Infatti su 5 giudici 3 avevano votato per Domenico Moro e 2 contro, se non che poi intervennero le autorità superiori, dove dissero il ruolo che aveva Domenico Moro, cioè come organizzatore, per cui a posto suo venne graziato Osmani.
La mattina del 25 luglio alle 6:45, applicando il terzo grado di pubblico esempio, che consisteva ai condannati a morte di essere condotti verso il luogo dell'esecuzione a piedi nudi, vestiti di nero e con un volto coperto da un velo dello stesso colore. Durante il tragitto essi si mossero con difficoltà a causa dei rovi e ciottoli taglienti, e anche forse per smorzare la grande tensione tutti si misero a intonare un ritornello dell'opera Caritea, Regina di Spagna di Saverio Mercadante. Arrivati nel vallone di Rovito, prima di essere legati alle sedie di morte, si scambiarono tutti il bacio dell'addio. Dinanzi a loro si dispose un plotone di esecuzione. Al primo squillo di tromba vi fu titubanza tra i soldati, prontamente redarguito dal comandante del plotone. Al secondo squillo partirono gli spari, mentre i patrioti gridarono all'usisono: «Viva l'Italia!». Non tutti morirono, ci volle una seconda scarica e ad alcuni fu dato il colpo di grazia. I corpi vennero raccolti e seppelliti in un'unica fossa nelle chiese di Sant'Agostino, accanto a quella degli insorti del 15 marzo e fucilati l'11 luglio. Finirono così alle porte di Cosenza, poco dopo le 7 antimeridiane di quel giovedì 25 luglio del 1844, i sogni patriottici dei fratelli Bandiera e dei loro 7 compagni di sventura in quel vallone della Calabria. Fu l'epilogo triste di un progetto ambizioso, alimentato dalla loro graduale determinazione e voglia di libertà, che li portò a credere di poter realizzare senza troppi affanni in quel lontano lembo di Calabria il loro sogno di unità e libertà in un'Italia repubblicana. La loro azione, tanto coraggiosa quanto incauta e repentina, al di là di ogni possibile deduzione, fu comunque una prova di grande generosità e fratellanza col popolo calabrese. Il loro sacrificio, unito a quello dei martiri cosentini, fu senza dubbio propedeutico alla formazione dell'humus favorevole sul quale germogliarono negli anni successivi i nuovi fermenti ideologici e i nuovi tentativi rivoluzionari costituzionali di notevole portata patriottica, come i moti geracesi del 1847. Il poeta Michele Berlo, Rocco Verducci, Piero Mazzoni, Gaetano Ruffo, Domenico Salvatore, fucilati nella piana di Gerace il 2 ottobre di quell'anno al pari dei martiri cosentini, personificarono con il loro sacrificio quell'ideale di libertà e di giustizia che in Calabria, pur se poco avvertito in ambienti esclusivi, pur se avvertito solo in ambienti esclusivi, era notevolmente ben consolidato. Termino la mia relazione nella speranza di aver portato un esaustivo contributo alla conoscenza degli avvenimenti, citando però un'espressione passata alla storia con grande gloria, e cioè che la rivoluzione non è un pranzo di gala, non è una festa letteraria, non è un disegno o un ricamo. La rivoluzione è un atto di violenza. Nel mese di settembre, ricordate Antonio Bonafede, nel mese di settembre del 1847, come dicevo sopra, in tutta la provincia di Reggio Calabria scoppiò una rivolta al grido di Viva Ferdinando II, re della Costituzione, e Pio IX, Viva l'Italia, con concentrazione massima di rivoltosi nel distretto di Gerace. I rivoltosi, più di 2000, si impadronirono di tutti i paesi del litorale in cui si affaccia Gerace. L'ordine fu di evitare spargimento di sangue, ad eccezione ove fosse stato catturato Antonio Bonafede, reo di aver fucilato i fratelli Bandiera, ladro perché teneva oggetti personali dei 2 fratelli, l'orologio e altre cose, e che dovevano essere messo subito a morte. Bonafede, per le sue capacità di organizzazione e repressione, era stato mandato da Crotone a Gerace appena vi erano stati avvisaglia di rivolta. Nella vicinanza di Bianco, su una barca all'alba del 4 settembre, Antonio Bonafede e 4 sgherri borbonici furono catturati dai rivoltosi. Alcuni incitarono i capi di buttare con una pietra al collo Bonafede a mare, altri di fucilarlo subito come vendetta per i fratelli Bandiera. I capi della rivolta, invece, non gli tolsero nemmeno un capello,
usando i riguardi dovuti ad un prigioniero di guerra. Riguardi che una volta tornato libero e fallita la rivolta, Antonio Bonafede, come aveva fatto con i fratelli Bandiera, non esò verso i capi stessi della rivolta che, pur non macchiandosi dei reati di sangue, vennero tutti fucilati. La rivoluzione che non è un pranzo di gala. Grazie. Allora riprendo la parola per 30 secondi per ringraziare voi innanzitutto per essere venuti qui. Vedo tantissimi amici e amiche, sono molto felice, e ringrazio Santo Geoffrey per la sua relazione e per aver ricordato i fratelli Bandiera a 180 anni con Domenico Moro e con gli altri compagni dalla fucilazione appunto avvenuta nel Vallone di Lovito il 25 luglio. Ringrazio Antonella Magaraggia e con lei ringrazio chiaramente tutto l'Ateneo Veneto che pochi anni più tardi, 4 anni più tardi in realtà, ma i semi erano stati gettati, insomma, vuoi dire qualcosa Paolo? Sì, prego. Sì, certo. Io ho scoperto, scrivendo la biografia di Lorenzo da Ponte, il poeta veneziano, cenedese, dei libretti di Mozart, che passò gli ultimi anni della sua vita a New York, che tra le persone che lo visitarono a New York nel 1836 c'erano proprio i fratelli Bandiera, anzi non erano tutti e due, era solo uno, era solo Attilio, e con Lorenzo da Ponte andò al porto a ricevere la corvetta dove c'era il Bandiera, andò niente meno che Piero Maroncelli, che dopo lo Spielberg, dopo le prigioni di Venezia che avete visto, terminata la pena, era andato a Parigi, dove si era sposato con una giovane, bella e bravissima cantante, e da Ponte nel frattempo a New York, in modo totalmente indipendente, aveva trovato i fondi per erigere un teatro italiano d'opera, il Teatro dell'Opera Italiana, per il quale occorreva la troupe, e come membri permanenti della troupe del teatro venne chiamata questa Amalia Schneider, che era la moglie di Maroncelli. Vennero tutti e due a New York, dove per Maroncelli fu creato anche un posto apposito di direttore del coro, e nel frattempo lui, Maroncelli, era in contatto con i fratelli Bandiera, tutti e due, i quali a Venezia conoscevano uno studioso di letteratura che si chiamava Pier Alessandro Paravia. Paravia, saputo che un Bandiera doveva passare a New York, gli diede questo incarico, dice: vai là, trova Lorenzo da Ponte e digli che ti dia una copia delle sue memorie, perché sappiamo che ha scritto le memorie ma non riusciamo ad averle. Attilio andò, trovò da Ponte gli disse: sì, bene, avevo già promesso queste, dico anche questa perché è interessante, dice: avevo già promesso queste memorie a un altro veneziano, e che era Bartolomeo Gamba, che era un socio dell'Ateneo Veneto e il vice direttore della Marciana. Allora dice: vieni fra qualche giorno che te ne do qualche copia. Quando è andato il Bandiera da Ponte non aveva ancora trovato le opere, una copia delle sue memorie che lui aveva stampato a New York, per cui Bandiera, la corvetta deve partire, e abbiamo una lettera sua scritta a Maroncelli in cui dice: mi dispiace che non ho potuto portare le opere di Da Ponte, perché il Da Ponte, come il solito, un po' trasandato, si è preso in ritardo e la corvetta doveva partire. Grazie. Grazie a tutti veramente. E chiudo solo con una notazione: alla battaglia di Calatafimi partecipa tra i 1000 un garibaldino che è Giorgio Manin,
che è il figlio di Daniele, che oggi è sepolto ai piedi del padre dal 1913 fuori dalla Basilica di San Marco, e che sedicenne combatté nei moti del 48 per poi appunto reimbarcarsi a Quarto nel 60. Grazie ancora, grazie per essere stati qui.